Quindi la mostra del Triveneto in questa sala, che è un luogo molto importante perché all'interno, lo vedrete poi, c'è tutto un ciclo di affreschi di pittori dal 400 al 500, Pozzoferrato, Francesco da Milano, eccetera. La cornice ci sembra adeguata per una mostra di un livello così alto, tant'è vero che, lo vedrete poi, le piante che sono esposte sono il frutto di anni e anni di lavorazione dei componenti dei vari club. Nell'estetica bonsai un'importanza notevole lo riveste il fatto di disporre in maniera adeguata i pieni e i vuoti delle ramificazioni e del tutto l'apparato fogliare. Noi abbiamo fatto di tutto, del nostro meglio, nell'intento di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati inizialmente, e cioè far conoscere e apprezzare e divulgare quest'arte millenaria del bonsai. Vi ringrazio nuovamente tutti e buon proseguimento. L'intervento del sindaco, cosa rappresenta per Conegliano una iniziativa che ha un valore e ha una risonanza perlomeno a livello di Triveneto, si è detto prima, ma sicuramente anche a livello nazionale ed internazionale? Allora, buongiorno a tutti, è un piacere portarvi il saluto, ma portarvelo in questa occasione. Il Bonsai Club Conegliano da anni è un riferimento per Conegliano per le sue iniziative in questo settore. Quest'anno è un giorno particolare, c'è un evento particolare, c'è proprio la mostra Triveneto di Bonsai, quindi indubbiamente un evento più importante che ben si colloca all'interno del programma del nostro autunno coneglianese, quindi una tappa sicuramente importante per gli amanti dei bonsai, però penso un po' per tutti, perché comunque è una tecnica che allunga la vita. Queste alla fine sono delle vere e proprie sculture viventi, cioè delle piante che sono seguite giorno per giorno, perché se una pianta raggiunge 700-800 anni, vuol dire che per 700-800 anni una serie di persone l'hanno curato stagionalmente, periodicamente, perché sono piante che vanno nel vero senso seguite. Quindi sono una dimostrazione della passione e della dedizione. Poi qui solamente un grande, doveroso ringraziamento al club che ha organizzato questa mostra, l'ha curata nei minimi dettagli, al suo presidente, che poi alla fine sappiamo che queste associazioni hanno alcune persone che fanno tutto, perché non può che essere così, un altro esempio di volontariato, di passione e di dedizione. Un ringraziamento quindi al Bonsai Club di Conegliano. Buongiorno a tutti. Il Presidente e il Sindaco si possono avvicinare al cancelletto d'ingresso.
riguarda l'esposizione del bonsai, ma vuole essere soltanto così un momento di riflessione che ci può aiutare a comprendere il valore dell'esposizione. Se qualcosa non è molto chiaro o avete delle domande da fare, c'è tutto il tempo e c'è tutta la possibilità per comunicare e cercare di... In quanto per noi è molto più difficile ragionare, comprendere il vuoto come un elemento presente. Noi abbiamo un'idea del vuoto come elemento cioè come il concetto del vuoto è un concetto ben definito, cioè il vuoto è un elemento estremamente presente nell'estetica e di facile lettura per un giapponese.